Siamo a Cortina. Vi faremo conoscere gli eroi invisibili dei giochi. I volontari di queste Olimpiadi. Andiamo a cercarli. Alessia, da Codogné. Ero allo sliding center, quindi alla pista di bob. La domanda più curiosa è se tra una mancia e l'altra cambiavano la pista e il tracciato. Massimo, da Mestre, ho avuto l'occasione di vedere Snoopy Dogg e ha provato a giocare a curling. Rossana, da Milazzo. La mia missione è Event Services, accompagnare le persone, assicurare che abbiano una bellissima esperienza. Matteo, da Vittorio Veneto. La gente è stata davvero molto cordiale, disponibile e cercava appunto di aiutare noi volontari a fare in modo che queste Olimpiadi venissero fatte nel modo più pacifico possibile. Camilla, a Gordon, oltre a scambiare le spille, far parte di questo appuntamento con la storia. Giampaolo, da Asti, accogliere al meglio i turisti e farli sentire a casa. Stefania, da Mestre. La cosa che mi ha colpito di più all'interno dello stadio è l'omino che innaffia il campo di gioco. Questi sono i volti Dietro le quinte. Di Cortina.